Siamo saliti in Piadera, sopra Vittorio Veneto. Siamo venuti a vedere come se la passa Marzio Bruseghin. Ciao Marzio. Eccomi qua, ciao a tutti. Questo è un paradiso, un posto meraviglioso. L'ho scelto perché è un posto che mi piace. Diciamo che se dovessi andare in paradiso spero sia fatto così. Insomma. Qui ci sono tanti vigneti biologici, perché tu col tuo biologico sei riuscito ad entrare persino in Giappone, dove sono molto severi. Sì, noi abbiamo fatto una scelta ancora 8 anni fa praticamente di questo tipo di coltivazione, di approccio agricolo alla coltivazione della vite, e stiamo avendo belle soddisfazioni nella nostra piccola dimensione. Alla fine qui sono 6 ettari di vigneto, ci ha aperto delle porte, delle possibilità che altrimenti non avremmo avuto. Fare del biologico serio come si fa? Ma dal punto di vista agricolo agronomico ci sono degli accorgimenti, diciamo che dal punto di vista manodopera un po' più impegnativo, ci vogliono più ore, è un po' più difficile, diciamo, l'approccio deve essere un po' cambiato in senso generale. Cioè, uno pensa a quello che sono i trattamenti classici, il ricambio, diciamo, da un convenzionale a un bio, quindi a base di rame, sostanzialmente zolfo, non può essere un salto immediato così, cioè deve essere proprio un approccio a vitele un po' diverso. Quanto vino produci in un anno? Ma dipende dalle stagioni, cioè più o meno siamo adesso sulle 70-80 mila bottiglie, che diciamo, valutiamo su quello che è la nostra produzione, e siamo anche contenti, insomma. Per gli sfalci usi sempre i tuoi mitici mousse? Certo, il primo sfalcio primaverile e l'ultimo poi post vendemmia sono sempre fatti dagli asini. Naturalmente durante il periodo di massima vegetazione, per questione proprio di spazi fisici nell'interfila, è un po' più difficile, ma il primo e l'ultimo sono sempre loro che lo fanno. Ce li fai vedere? Adesso andiamo. Questi sono i mousse che grazie a te sono diventati famosi in tutto il mondo. Quanti sono? E adesso ne abbiamo 29, questi insomma sono i miei compagni di lavoro, ma anche insomma è una passione, come si vede, e allora mi diverto con loro. È un animale molto bello e anche molto utile perché ti sfalci i vigneti. Sì, ma poi è un animale anche molto intelligente, molto, molto simpatico, entra sempre in empatia con le persone, insomma è anche, appunto, è una passione che abbiamo avuto l'opportunità di farla diventare anche un mezzo ecologico di lavoro. Diciamo che tante cose si sono incastrate bene, no? Abbiamo avuto la fortuna di trovare il posto, la fortuna di trovare insomma, degli animali particolarmente docili, tutta una serie di situazioni che ci ha portato a poter appunto trovare questo connubio. Queste viti sono tutte di Prosecco? Sì, glera diciamo atta a diventare Prosecco. Quest'anno uva per fortuna rispetto all'anno scorso, che era stato un anno un po' più difficile, ce n'è anche tanta e anche bella, quindi la stagione diciamo la vendemmia si avvicina in maniera positiva. Il biodistretto è un'utopia o ci si può arrivare? Ma credo che ci si debba arrivare, no? Adesso che il Prosecco comunque è un prodotto molto richiesto, un prodotto che comunque crea reddito, è il momento di poter investire, di reinvestire questi guadagni per creare qualcosa di ulteriore, ancora appetibile, ancora per cui la gente voglia ancora Prosecco, e penso che il biodistretto sia il futuro del nostro prodotto. Marzio, per 16 anni hai fatto il ciclista professionista. Se dico che per 16 anni sei stato un contadino prestato alla bicicletta, ti offendi? No, anzi, da un lato è vero, insomma, spero che siano più gli anni che mi restano a fare il contadino di quello che ho fatto da ciclista. Diciamo che il ciclismo mi ha dato l'opportunità poi di fare il contadino. Il ricordo più bello di quegli anni? Ma sono stati, penso che soprattutto l'affetto dei tifosi, no? Di tutti gli amici, tutta la gente che veniva sulle strade a vedermi, quello è il ricordo più bello, anche la quotidianità degli allenamenti. Forse l'unica cosa che mi manca del mio sport. Farei ancora il commentatore dai giri e tour? Ma no, l'ho fatto, è stata una bella esperienza, dal punto di vista editoriale probabilmente le scelte sono state diverse, quindi sono stato fortunato di averlo fatto un anno.